Il nostro amico Rosario, giusto? Rosario, sì, Non stasera. ci vediamo da un bel po', da Napoli-Lille prima di... Sì, infatti. Vabbè, è andata bene, andò bene quella partita. Perdemmo 4-1, 4-0. Ma non ci interessava. Ah, ok, no, era ironico. quindi era Tu una lo cosa, dicesti io nel facevo- tu lo dicesti in prepartita che non te ne infregava proprio. Dovevano stare calmi, che non ci dovevano far male. Perché Ma cosa hai in mano innanzitutto? Ragazzi, noi abbiamo bisogno di un trascinatore. Il trascinatore tanti anni fa c'era E aveva il numero 10. e aveva il numero 10. Noi l'avevamo trovato il trascinatore, però qualche cosa storta è andato nella città di Napoli e questo trascinatore si è un pochettino mosciato, non lo so per quale motivo, perché a tutti capitano delle cose un po' particolari e lui se l'è pigliato troppo a duro. Vabbè, non fa niente, stasera lui dimostrerà che è un trascinatore del Napoli, perché il Napoli con lui è stato un pochettino più brillante, perché cercava di far salire il centrocampo, dava spazio e buttava le palle al centro, che Osimhen e gli altri si trovavano in difficoltà. Pure senza di lui un po' di tempo se la sono cavati i nostri giocatori. Ipotizzo che tu abbia una canzoncina dedicata a lui. Io ho una canzoncina, no, dedicata al Napoli. Solo alla partita, non alla partita. No. Allora che fa un po' così. Stiamo sempre al primo posto e nessuno ce l'ha da là, perché io terza scudetta ma piglia troppo sì, 36 anni, o terzo di colore voglio vedere, o i Napoli mia, o i cori, chi sto cuore. Io sono il primo amore del Napoli perché sono un tifoso del 53 e stavo al Vomero, al Collana, a vedere Napoli-Juventus, arbitrava Lo Bello e ci fece mettere a noi scugnizi napoletani dentro allo stadio, dentro alla pista ciclabile, nella pista atletica, e disse appena mettete due peri in due gambe, parlava napoletano Lo Bello,